in applicazione degli atti aziendali che avevano già, secondo me, a mio parere, svilito il ruolo dei distretti, derubricandoli a mera struttura complesse e tra l'altro per l'area triestina, oltre a avere svuotato di funzioni, il distretto avevano ridotto, dimezzato il numero di distretti presenti sul territorio, sono stati indetti da parte della SUGI i 4 avvisi pubblici per l'affidamento ad altrettanti incarichi di direttori di struttura complessa ed è stato individuato come unico profilo professionale richiesto quello di dirigente medico in discipline organizzative del servizio sanitario di base, igiene ed epidemiologia e sanità pubblica, medicina interna e geriatria. Visto il comunicato dell'Ordine degli Infermieri del 19 ottobre, in cui si giudica questa scelta in controtendenza rispetto a quanto già più volte applicato dalla nostra Regione e anche sempre più anche da altre regioni, si escludono le professioni sanitarie, in particolar modo la professione infermieristica, e questa scelta preoccupa molto sia l'Ordine sia i numerosi professionisti per il segnale di svalorizzazione dell'importante lavoro di tutela della salute messo in campo in questo territorio negli anni e durante tutto il periodo pandemico, richiamate le leggi regionali e nazionali in tema di valorizzazione delle professioni sanitarie. Tutto ciò premesso, si chiede all'assessore competente di indicare le motivazioni che hanno portato ad escludere le professioni sanitarie dalla possibilità di partecipare agli avvisi pubblici sopra menzionati e si intenda dare mandato alle aziende sanitarie di applicare uniformemente in Friuli-Venezia Giulia la legislazione nazionale e regionale in materia di valorizzazione delle professioni sanitarie. E concludendo, ricordo che anche negli atti aziendali, nelle diverse aziende, l'organizzazione per le professioni sanitarie è stata impostata in maniera diversa, per cui anche qui gli atti aziendali andrebbero rivisti. Grazie. Grazie. Prego, Assessore Riccardi. Intanto desidero precisare che nella Regione non applica, perché questa è una competenza gestionale delle aziende sanitarie. Non è che la Regione può intervenire negli atti di gestione dicendo fai così, fai colà. Nelle autonomie i direttori generali decidono quello che devono applicare. In questo caso l'azienda ha previsto quale requisito di accesso all'incarico del direttore di struttura complessa per i distretti il possesso della laurea in medicina e chirurgia e di alcune specializzazioni ivi indicate, ritenendo nel contesto più aderente la funzione medica nell'organizzazione distrettuale. Tuttavia, a seguito delle segnalazioni peraltro richiamate anche dall'interrogante e quindi in particolare a quello che è stato richiesto dalle professioni sanitarie, l'azienda ha deciso di effettuare un supplemento di istruttoria per approfondire gli aspetti giuridici. Si è pertanto dato l'incarico ad un approfondimento giuridico, ad un legale, per la specifica materia per redigere un parere a supporto delle definitive eventuali valutazioni aziendali. Grazie, prego, consigliere Ussai. Presidente, mi auguro che questo approfondimento porti a una revisione dei bandi, perché trovo, come dicono gli stessi ordini, incomprensibile e anacronistico escludere le professioni sanitarie da responsabili di distretto. Le ricordo che lei si era vantato proprio in quest'Aula durante l'audizione degli ordini degli infermieri del fatto che a Udine il distretto di Udine è stato affidato ad un infermiere, dimenticando tra l'altro che questa è un'esperienza consolidata a Trieste. Ecco, facendo questo tipo di bando si escludevano i professionisti che hanno contribuito a costruire la sanità territoriale, quindi si disperdono delle competenze acquisite da anni e si va in completa controtendenza rispetto a quanto avviene anche nelle altre regioni, riportando, come dice l'Ordine degli Infermieri, a una visione piramidale della sanità e medicocentrica. Io credo che bisogna valorizzare le professioni sanitarie, non tagliarle fuori da questi ruoli apicali dove hanno tutto il diritto di partecipare a questi bandi e a far valere la propria esperienza. Spero che noi come Regione, visto che noi, come dice lei, non gestiamo, ma diamo degli indirizzi alle aziende sanitarie, sia forte l'indirizzo di questa Regione per rivedere questo modo di fare salute che ha fatto i suoi tempi. L'unico modo per rendere sostenibile la sanità è valorizzare le professioni sanitarie, sia nei ruoli apicali ma anche nelle specializzazioni che le diverse professioni sanitarie hanno. Si escludono infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali, tutte professioni che avrebbero titolo a partecipare a quel concorso. Grazie.